Mi sono emozionato vedendo il video che ci ha proposto Andrea Mura, perché ci ha parlato del mare. C'è un proverbio arabo che dice: se vivi in un'isola, fatti amico il mare. Questa cosa dovremmo tenerla sempre presente, dovremmo farci amico anche il cielo, visto che non funziona tanto bene la continuità territoriale, e dovremmo farci amica la terra, che abbiamo molto spesso violentato con insediamenti industriali che non l'hanno rispettata. Penso in particolare a chi ha cercato l'oro, come l'Oleri di Furtei, che si permette anche di sfotterci ed è un personaggio assolutamente impresentabile. Invece qua c'è chi cerca un rapporto fra la Sardegna e il mondo, e il pianeta. Andrea Mura usa la parola il pianeta. Noi siamo stati abili come esseri umani a perturbare l'equilibrio del pianeta in questi anni, a sconvolgerlo, a renderlo pericoloso per noi stessi. E questa cosa, questa dimensione locale e globale l'abbiamo persa di vista. Invece noi dobbiamo ricostruire un rapporto con le nostre terre, con i nostri paesaggi, con i nostri orizzonti. È la cosa primaria da fare. Ricostruire una mappa del territorio. La campagna elettorale ci è servita molto anche a ricostruire una mappa dei sentimenti del popolo sardo. Ci siamo accorti che non sono quelli rappresentati dai mass media. È una cosa che possiamo denunciare tranquillamente in questi giorni, che i mass media hanno fallito nella rappresentazione della mappa del territorio, hanno fallito nel rappresentare il popolo sardo, non hanno colto questo sentimento. Noi l'abbiamo colto parlando con la gente, giorno per giorno, che ci ha dato speranza e ci ha riposto le sue speranze nelle mani, dandoci una responsabilità molto grande e molto difficile. C'è stato un sentimento popolare che abbiamo colto, che abbiamo visto. Il Movimento 5 Stelle in Sardegna è la prima forza politica ed è una forza che è in grado di vincere queste elezioni e di vincere anche quelle tra anni. Allora, come mai questo mondo, che qualsiasi persona di buon senso, qualsiasi persona che sappia ascoltare la società può sentire, non è rappresentato? Le pagine dei giornali, dei quotidiani di oggi sono vergognose. Sembra che ci siano solo due schieramenti politici. Lo schieramento più forte non è rappresentato. È una vergogna storica. Ed è anche la ragione per cui questi giornali stanno perdendo molti lettori. Erano giornali che vendevano 100.000 copie ciascuno, adesso ne vendono 30.000 e ne venderanno di meno perché hanno perso il contatto con il mondo. Quante interviste non hanno fatto, quanti contatti non hanno avuto con quello che stava avvenendo nel territorio. Ecco, questa è una cosa che mi sento di denunciare, come mi sento di denunciare la vergogna anche dei giornali nazionali. Abbiamo una mappa diversa da far conoscere ai cittadini e ci sarà la forza delle urne a rappresentarla. Un territorio che vuole finire con questa voragine di non rappresentanza che c'è stata fino adesso. Un popolo che vuole rappresentarsi in modo nuovo. E noi abbiamo l'occasione storica per dare questa rappresentanza e di stabilire un patto con gli elettori. Non di quei patti finti che vengono firmati da Vespa, ma un patto autentico di ascolto continuo del territorio. Questo lo faremo e avremo la forza per portarlo avanti sino alle prossime importanti occasioni, ma a partire dal 4 marzo. Partecipa, scegli, cambia. Il 4 marzo vota Movimento 5 Stelle con Pino Cabras, candidato nel collegio uninominale Sardegna 3 per la Camera dei Deputati.